sempre, siamo sempre un bel numero, deve essere una roba ristretta. Facciamo sentire l'applauso a tutti coloro che sono collegati in diretta con la nostra meravigliosa radio e un grazie al nostro direttore e a Simone per tutto quello che hanno fatto anche in questi ultimi giorni per preparare e pulire il monumento qui dedicato ai caduti in emigrazione e a tutti i sacrifici fatti nel mondo dell'immigrazione. Volevo anche, con un breve momento di silenzio, ricordare tutti coloro che sono andati avanti dall'8 agosto dell'anno scorso, molti presidenti, vicepresidenti, collaboratori preziosi della nostra associazione, ma in modo particolare vogliamo esprimere al nostro presidente onorario Gioachino Bratti tutta la nostra vicinanza e anche la nostra amicizia per la perdita della cara moglie. Grazie Gioachino per tutto quello che hai fatto per l'associazione e che farai ancora. Grazie. Ora cominciamo a guardare la scaletta della giornata di oggi. Voi sapete che 20 anni fa è stata istituita la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, per ricordare le italiane e gli italiani che hanno perso la vita nella costruzione di grandi opere, nelle fabbriche, nei laboratori di ricerca, nei cantieri. Non a caso è stato scelto l'8 agosto perché l'8 agosto è l'anniversario ed è la 65esima iniziativa a ricordare quella tragedia di Marcinelle. L'8 agosto abbiamo avuto il disastro di Marcinelle, 262 morti, quasi la metà italiani e anche un bellunese di Sedico, della Vecchia. E sono contento che sia arrivato qui anche oggi Enrico de Salvador, consigliere della BM Uscente, che quando siamo andati dentro in occasione era il 2006, del 50esimo, ci siamo accorti che Della Vecchia non aveva la fotografia. Sapete, lì nel museo monumento di Bois de Cassier ci sono delle corde in acciaio, in ferro, con appesi la fotografia dei caduti nella miniera. Della Vecchia non aveva la fotografia fino al 2006. Dal 2006 in poi siamo ritornati dentro, la volta successiva abbiamo portato la fotografia. Grazie Enrico, perché sei stato tu che sei riuscito ad andare a recuperare questa testimonianza.
La programmazione della mattinata prevede anche che ci sia il saluto del sindaco di Belluno, che è rappresentato qui dalla consigliera Francesca De Biasi, che ringrazio ufficialmente, cercando di interpretare anche il pensiero della famiglia dell'Oltrardo, sempre presente a Sala quando si fa la ricorrenza organizzata dall'Associazione della Bandiera. E poi perché ieri l'altro ha dato il nostro direttore una bellissima notizia, perché se vi ricordate il famoso progetto del turismo del rientro dei nostri cervelli che sono andati all'estero, da fare in collaborazione con le associazioni di categoria e con i sindacati, che era stato inserito nel fondo welfare che la Francesca presiede, finalmente, superando tutte le burocrazie che ci sono anche su questa iniziativa, è stato finanziato. Quindi noi potremmo dire, Francesca, lo dirai tu, che partiremo subito dopo le vacanze con questo progetto che finalmente potrà diventare realtà. Grazie Francesca, a te la parola. Allora, sarò breve, in genere sono breve e devo dire che quando tra l'altro siamo in momenti dove ci sono queste ricorrenze anche così triste che ci ricordano i sacrifici di tanti nostri connazionali, in realtà il commento più importante sarebbe proprio quello del silenzio, no? Perché a volte è difficile con le parole esprimere o dire qualcosa di sensato che magari a volte, non so, non rischi di sminuire o comunque banalizzare o non entrare proprio nelle corde di chi ha vissuto quella tragedia, vissuto quei momenti o magari anche di chi appunto era in procinto anche insomma in una situazione di pericolo all'estero. Se devo dire qualcosa non posso però che collegarmi a quest'anno, perché la parola, i temi del lavoro, del sacrificio legato al lavoro e della sicurezza sono dei temi assolutamente attuali che la pandemia ci ha riportato quotidianamente. Il sacrificio del lavoro perché molte persone l'hanno perso, il sacrificio del lavoro perché molte persone hanno dovuto lavorare in casa, quindi una volta si andava all'estero, adesso molte persone sono state chiuse in casa, quindi anche allontanandosi dalla socialità, dalle altre persone. Il sacrificio del lavoro anche per esempio per tanti giovani, ognuno di noi avrà amici, conoscenti che lavorano all'estero e che per tantissimo tempo non hanno potuto raggiungere i propri cari. Se c'è modo però di onorare, al di là del silenzio, che secondo me è sempre uno dei modi migliori per onorare proprio e dare rispetto al sacrificio, al dolore che qualcuno che ci è caro ha fatto, proprio dal punto di vista morale, credo che l'altro modo sia proprio invece quello di prendere esempio e di avere un monito, riuscire a farci richiamare, a prendere un messaggio da quello che è stato il sacrificio di questi italiani. E tra l'altro prima mentre cantavo l'inno d'Italia mi veniva in mente che noi diciamo l'Italia chiamò, siamo pronti alla morte. Io ogni tanto chiedo, ma chi di noi è pronto alla morte? Quegli italiani sono stati pronti alla morte perché? E andandosene, proprio perché volevano dare un futuro all'Italia, un futuro alle loro famiglie. Allora io credo che i sacrifici che siamo chiamati a fare anche adesso e siamo al giorno dopo di un'ulteriore richiesta, che è quella per esempio di avere il Green Pass in tutti quanti i locali e che ne so, forse tra un po' si dovrà avere anche nelle aziende, non lo so, ma al di là dell'essere favorevoli o meno, sicuramente ognuno di noi in modo diverso ha vissuto con molti sacrifici questo periodo e io spero che una delle motivazioni che noi possiamo prendere e anche raccogliere da quello che è successo a tanti nostri connazionali che hanno vissuto i loro tempi di lavoro lontano dalla famiglia, ma per la loro famiglia che è rimasta qui, sia proprio quello di pensare al prossimo e al futuro. Quindi penso ecco, che questa giornata ci può anche aiutare a riflettere su questa cosa, che tutti i sacrifici che facciamo, la motivazione la possiamo trovare soltanto se diamo qualcosa ai nostri cari e se pensiamo al futuro dei nostri cari. Prima Oscar parlava di questo progetto cui io credo molto. Noi non abbiamo finito di emigrare perché lo sappiamo, i nostri giovani continuano ad andare all'estero. È una situazione diversa perché si portano dietro le famiglie, ahimè, e dopo non tornano più. Però in una ricerca fatta proprio col fondo welfare su 1580 ragazzi, tra cui anche 50 ragazzi di Belluno Radici che negli ultimi 5 anni sono andati all'estero, loro cosa dicono? Perché sono andati via?
non per la famiglia, non per il modo di stare qui, non perché non c'era movida, per il lavoro, ma loro vorrebbero ritornare qui. Quindi io spero che anche con questo progetto riusciamo in qualche modo a dar voce, a dare una possibilità a questi nostri bellunesi di ritornare in Italia e di poter anche per loro immaginare un futuro in cui possono ricongiungersi ai loro cari e stare in mezzo a questa natura, che è un'altra di quegli aspetti che nei questionari veniva posto in prima, la natura e i valori. Quindi speriamo almeno per qualcuno di loro di rendere questo possibile e ecco, vi lascio con questa riflessione pensando per me che è un po' è quella in questo momento che a me dice di più, ricordando il sacrificio di tanti immigrati che hanno dato un futuro però al nostro paese. Grazie. Adesso, prima di leggere la lettera dell'assessore Corazzari che verrà letto da Patrizia Burigo, volevo ringraziare, oltre che il comune di Belluno, il sindaco di San Gregorio nelle Alpi, l'onorevole Badole, Cadorin per il comune di Quero, Savi per il comune di Soverzene, Antonio Dazie per il comune di Alpago e la Gioia Sacchet, vice sindaco di Sedico, che ringraziamo moltissimo perché ci è molto vicina, soprattutto con dei progetti nei confronti dei nostri giovani. Ringrazio anche i nostri vecchi e nuovi consiglieri dell'ABM, da Sergio a Emilio, a Massimo, a Enrico, alla Milva, ce ne sono altri? Rino l'abbiamo già detto, Angelo Caneve, il nostro grande direttore del giornale Dino Brida, e quando parlo di Dino Brida non posso che parlare dei cori e anche degli alpini. Quindi grazie al vicepresidente della sezione ANA di Belluno, Ezio Caldar. Negli ultimi anni la sezione ANA Belluno è sempre stata presente ai massimi livelli in qualsiasi manifestazione dove noi li abbiamo invitati. Poi abbiamo Adriano Zoldan e la famiglia di Trento con Vitale, Montepizzocco, abbiamo Danilo De Zaiacomo, direttore del centro edile di Sedico, il nostro grande notaio Chiarelli, che è membro dei nostri proibiviri, quindi è quello che controlla tutto quello che noi facciamo, e poi c'è da Liegi il nostro presidente Romildo Gasperin, da Mel, da Borgo Valbelluna, e Santa Giustina l'assessore Renzo Trinca, le famiglie Montepizzocco, Fonzaso, Longaronese, Zoldano, ex emigranti di Arina, Sinistra Piave, quello della casa madre e la bandiera dell'Oltrardo. Ho detto tutti? L'Alpago, grazie all'Alpago e il Feltrino. Ecco, adesso, portando anche il saluto del nostro ministro Federico D'Inca, impegnato ancora a Roma, possiamo e portare il saluto di Arrigo Galli. Ci tengo a farlo perché 10 minuti prima di iniziare Arrigo Galli, oltre 90 anni, si è giustificato perché doveva andare via con i nipotini, c'era una macchina sola, o andava o rimaneva a casa da solo. Quindi Arrigo, grazie, ti aspettiamo per il prossimo anno per portare il tuo saluto. Poi abbiamo i rappresentanti di quelli che sono stati gli amici abruzzesi presenti qui a Belluno, abbiamo il nostro diacono D'Alfonso che ringraziamo veramente, veramente tanto. Adesso sentiamo cosa ci dice l'assessore Corazzari. Con immenso piacere avrei voluto essere presente alle commemorazioni di questa giornata per testimoniarvi direttamente la vicinanza dell'istituzione regionale e onorare il sacrificio e l'abnegazione degli emigrati. Anche se sono passati molti anni dall'8 agosto del 1956, il terzo incidente minerario per numero di morti italiani, dove morirono anche 5 lavoratori di origine veneta, certe strazianti situazioni sono ancora oggi di attualità. Le miniere del Belgio, disertate dai residenti, spalancavano le fauci ad un esercito di coraggiosi e disperati, tra cui anche numerosi veneti. Noi veneti siamo emigrati in tutte le parti del mondo
ma ovunque siamo andati ci facciamo apprezzare per il lavoro, per la capacità imprenditoriale e da ultimo per l'onestà. Nel porgervi nuovamente il mio saluto, ringrazio per il lavoro costante a favore delle collettività venete nel mondo. Cristiano Corazzari, assessore regionale. Porto anche il saluto della consulta dei Veneti nel mondo del vicepresidente Luis Molossi, consulta che si è appena insediata, quindi la regione e la consulta sono vicini in questo momento e in questa giornata di memoria per le vittime del sacrificio del lavoro italiano all'estero. Grazie Patrizia, mi dicono che mi sono dimenticato di Loredana Pravaldi, nostra neoeletta consigliere dell'ABM. Adesso la parola al nostro Rino Budel che leggerà la lettera del nostro Presidente della Regione Zaia. Pregiatissimo Presidente De Bona, nel ringraziarla per il gentile invito, mi spiace davvero di non poter partecipare alla cerimonia per la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo a causa di concomitanti impegni istituzionali. Questa giornata è stata istituita per celebrare, ricordare e onorare i tanti lavori italiani e il contributo economico, sociale e culturale che hanno portato nei paesi in cui si sono recati. Essa cade sempre nell'anniversario della tragedia di Marcinelle, un triste episodio della nostra emigrazione. Uomini, mariti e padri di famiglia perirono nella miniera a Bois-du-Casier, nello svolgimento del lavoro l'8 agosto del 1956. Fra i 136 italiani, 5 erano cittadini veneti, che non smetterò mai di ricordare perché assurti a simbolo di ciò che ha rappresentato il fenomeno migratorio del Veneto, che ha visto donne e uomini partire e iniziare nuovi percorsi di vita lontani da casa, con un grande senso del dovere, di rispetto verso le comunità che li ospitavano, ma sempre legati fortemente alle proprie radici. Questi minatori veneti erano Dino Dalla Vecchia di Sedico, Giuseppe Polese di Cimadolmo, Mario Piccin di Codognè, Guerrino Casanova di Montebelluna e Giuseppe Corso di Montorio Veronese. Marcinelle è un simbolo che ci impone di mantenere viva la memoria e riflettere su questa tragedia. Un monito per non dimenticare il loro sacrificio e quello di molti altri concittadini che hanno scritto la storia della nostra emigrazione e per impegnarci, come già stiamo facendo, per garantire sempre maggior sicurezza nei luoghi di lavoro, affinché nessuno debba più rischiare la vita nell'assicurare un'esistenza dignitosa alla propria famiglia. Ringrazio in questa occasione anche i nostri emigrati, la grande famiglia veneta nel mondo, cui va riconosciuto il merito di tenere alta la nostra bandiera. Una bandiera che parla di identità, con la fierezza del leone e anche di pace. Nello stringermi con un virtuale braccio in questa cerimonia commemorativa, rivolgo un cordiale saluto a lei e ai presenti. Dottor Luca Zaia. Grazie Rino, fermati qua con noi, ma non calpestarmi sempre la rosa. Voglio citare anche la presenza di Giulia Francescon del gruppo giovani dell'ABM nato in questi ultimi tempi e sta lavorando molto bene. Grazie Giulia, e anche per le tue trasmissioni sulla nostra bellissima e preziosa radio. E poi mi ha telefonato l'assessore del comune di Limana, molto vicino al mondo dell'immigrazione, la Cinzia Dal Molin. Adesso è previsto l'intervento di alcuni ex minatori e devo ringraziare qui Sandro Casol, Daniele Garlet per aver Giorgio Canaglia, anche se non c'è, e Luigi Case,
per essersi dati da fare e accogliere la richiesta del nostro direttore di trovare qualcuno di queste figure che portassero la loro testimonianza. Dopo sentiremo una poesia che il nostro Rino Budel ha scritto sul tema, che verrà letta dal nostro grande direttore Dino Bridda. Chi è che è presente per primo? Imeitati. Daniele Garlet, no? Ma come oratore zero. Non importa, tira giù la maschera intanto. Come oratore proprio mi non vale niente. Devi andare vicino perché deve sentirti anche a Buenos Aires e anche in Australia. Io ho cominciato a lavorare in galleria a Glarus. Vicino. Ho cominciato a lavorare in galleria a Glarus, galleria del treno, come macchinista. E là pian piano ho imparato anche a lavorare. Dopo 2 anni sono tornato a casa e sono andato militare. Da militare sono andato in Canal de Mis, dentro a Pasqua e a Caldart, sul cantiere dentro le gallerie, qui è il Comelico. E là ho già la qualifica a minatore. Da là, dopo l'anno, sono andato a Matmark, all'anno prima del viaggio, a fare 3 rimonte di quelle fatiche che non sa neanche a Dio che ho fatto. Porta sul ponte, porta in do il ponte, spara, porta su da nuovo, porta in do, tutte tavole bagnate, di quelle fatiche che non finiscono più. E dopo sono venuto a casa, mi sono maritato e sono andato in Sud America, in Colombia. Là ho fatto un anno. La squadra prima di me gli è morti tutti, un da San Gregorio e un da Lamont. E allora là ha insegnato, arrivai ai canadesi, ha insegnato con le micie speciali a sparare. E allora là si era sicuri. E dopo sono venuto a casa e sono andato a lavorare a Genova con la femmina, che ella era cuoca, e mi ho fatto l'autista. Finì la casa, sono tornato a Belum e sono andato con Caldart. E là ho fatto con Caldart le gallerie, dopo a Genova, a Voltri, e finché sono andato in pensione. Là è tutta la mia vita che ho fatto. Scusate se non so tanto parlare, ma Guarda anche là, fai un saluto a tutti quelli che in giro per il mondo. tanti saluti a tutti bellunesi. Scusate se parlo male. Tranquillo. Gigi sta qua con noi, Gigi Case, eccolo qua, grazie. Di casa ha cominciato a lavorare nei cantieri a 15 anni, prima a manuale, dopo un po' di tutto. A 17 anni ero in Svizzera, cominciai a fare il minatore. Dopo ho fatto 4-5 anni in Svizzera, dopo sono emigrato in Nuova Zelanda, 11 anni. E dopo ho girato un po' dappertutto, sono stato in Grecia, in Turchia, in Thailandia, nelle Filippine, fuori che i paesi africani, in Centro America, in Honduras. E l'ultimo sono stato a lavorare al CERN, dove c'è l'acceleratore nucleare, quando scavavano la galleria, in Francia. Dopo gli ultimi tempi ancora in Svizzera, dove hanno fatto il traforo del Gottardo, la famosa galleria di 57 km. Io ero a Faido, facevamo una stazione di emergenza, stazione intermedia di emergenza. E così dopo in pensione è buono. Hai tu qualche episodio del lavoro in miniera da raccontare? Niente di particolare perché è solito. In Nuova Zelanda abbiamo preso più acqua che soldi giù per la schiena perché là pioveva dappertutto. E così. Ma insomma, e dopo Anche dopo, soprattutto per i minatori, che sarà un intervento del sindaco di Charleroi che ci tirerà sul morale, soprattutto a voi altri, ma anche a noi. Ah sì? Sì, grazie. Va bene. Dino. Adesso Dino Bridda, nostro direttore del giornale, che esce ininterrottamente da
56 anni. Son partì, andì, buon'ora, vanti che il sol scaldesse, le montagne tutte lustre, la campana che suonea. Tel partir, l'era i miei veci sulla porta col magon. Ho guardato pantocchi in drio col me cor ten rebalton. Son partì con la valigia, quattro strazza i miei bisogni, entro sotto dei lagrimoi che oscondest in mezzo ai sogni. Son partì per Marcinelle, ma in mezzo ai miei paesani. Sul confin controlli e visite che a laurar se fosse sani. Come bestie visitavi per poter passare de là a laurarte la miniera. Al carbon ne pagherà. Tutto quel scur non fea per me. L'aria intorno mi manchea, e dove a scavar tembus in fondo quell'inferno intosseghea. Sulla vena del carbon, là per terra, dove piegati come i santi io pregar, poche a stare indenociati. Ogni tanto, e col pensier, mi tornei al mio paesel. Entro gli occhi mi vedei quanto l'era così bel. La cesetta in cima al col, casa mia vicino la val, la bottega della piazza, l'osteria infine al vial. Tut de paca, da sti sogni, forte in colpo il mia sveglià, dappertutto un polveron, sotto una lastra me son catà. Là tel scur, co fa la notte, desperà la voce mia. Berto, Piero, Angelin! Ma nessun rispondea. La sciolta, i miei paesani, da quel grisù intrappolati, ieri in tre là da vesin, tutti quanti soffegati. Niente luce, niente aria, non si può più respirare, quei polmoni medi serrati, non si può neanche parlare. Adesso il tempo non l'ha più ore, non si sente nessun rumore, pare eterni anche i minuti, sol mi ciapa a un gran dolore. Con le forze che mi manca, pian gli occhi va a calar e mi sente in del cervello milios lontan chiamar. Al paese, alla mia casa, quel mio ultimo pensier, quando che a man alzate salude e drio partir. Son tornato, andì sul tardi. Le montagne stia a scurir. Poco avanti che de sera anche il sol andea a dormir. Son tornato a Marcinelle col vestito della festa, con le scarpe tutte lustre e un cuscin sotto la testa. Col sonar della campana al paese i me spetea, da quel posto via lontan, altri a spala i me portea. Veramente bravo Rino Budel, l'autore di questa bellissima poesia. Adesso abbiamo una sorpresa. Ringrazio il direttore per tutto il lavoro che ha fatto per riuscire a farcelo sentire a tutti, questo messaggio del sindaco di Charleroi, Paul Magnette. Voi sapete, soprattutto con la tragedia di Matmar, che nessuna delle autorità locali è mai stata condannata e si è mai presa la briga di chiedere scusa o di riconoscere le proprie responsabilità. Bene, il messaggio del sindaco di Charleroi è un messaggio che va in controtendenza rispetto al passato, è un messaggio che merita veramente di essere ascoltato, è il messaggio di risposta alla poesia di Rino Budel. L'obiettivo è quello di avere una videoconferenza in presenza con il sindaco di Charleroi il prossimo anno. Adesso sei pronto, Marco? Il volume è già Cari pronto? amici italiani,
Sono passati 75 anni da quando fu sottoscritto un accordo piuttosto incredibile tra Belgio e Italia. Furono scambiati uomini con carbone. Ma oggi, 2 o 3 generazioni dopo, la presenza italiana nel nostro paese ha un valore inestimabile. Impossibile immaginare Charleroi, la Louvière, Mons o Liegi, ma anche Bruxelles, il Limburgo, senza i loro italiani, senza tutti i figli e i nipoti degli immigrati italiani. Voi non ci avete soltanto aiutato a costruire la nostra ricchezza, voi ci avete portato anche il sole dell'Italia, i profumi dell'Italia, la cucina italiana, i vini italiani, la musica e le canzoni italiane. Certe generosità sembrano fatte per incontrarsi. Così nascono i matrimoni più belli. Non conosco matrimonio più felice di quello del popolo belga con le migliaia di famiglie venute dall'Italia. Che voi siete venuti dal nord o dal sud, non avete mai smesso di portarci gioia e di arricchirsi su tutti i piani, soprattutto su quello culturale. Senza i suoi italiani semplicemente la Valogna non sarebbe più la Valogna e il Belgio non sarebbe più il Belgio. In verità abbiamo scambiato il nostro carbone con l'oro. Quell'oro esportato dalla Sicilia, dal nord e del sud, in realtà siete voi. Voi i più anziani, che facevate parte della prima ondata migratoria, ma anche voi nati qui, da genitori che avevano ancora quel magnifico accento italiano. O ancora voi, i più giovani, che vi sentite prima di tutto belgi, ma che non taglierete mai il cordone ombelicale con i vostri nonni. Della loro eredità avete fatto un vero e proprio tesoro, e questo tesoro è ormai condiviso con tutti gli abitanti del nostro paese. Di certo ci ricordiamo anche dei primi tempi dell'immigrazione italiani, così dolorosi. Le commemorazioni esistono proprio per ricordarci la realtà della miniera, delle baracche, della miseria e talvolta anche del razzismo. Non abbiamo il diritto di dimenticare tutto questo e oggi voglio infatti dedicare un pensiero molto commosso a tutte le donne e gli uomini che hanno dovuto pagare il prezzo dell'ingiustizia. Per fortuna i tempi cambiano. Grazie agli sforzi profusi, grazie anche alla solidarietà che fa parte della nostra migliore tradizione, la vita degli italiani del Belgio è notevolmente migliorata. Siamo una sola ed unica famiglia, felice di andare avanti insieme e di poter condividere momenti simili. Mi rallegro davvero che 75 anni dopo l'arrivo dei primi minatori sul nostro suolo possiamo trarre un bilancio tanto positivo e tanto gioioso. L'immigrazione italiana è un successo formidabile, un esempio da seguire e un incoraggiamento per coloro che vengono da noi ancora oggi. Grazie a tutte e a tutti. E a prestissimo. Penso che veramente sia un importante messaggio questo. Speriamo di trovarne tanti di sindaci così anche in Belgio, ma soprattutto anche in Svizzera e in altri posti del mondo. Adesso il diacono D'Alfonso ci darà la sua benedizione, poi accenderemo questo cero davanti al monumento. Io vi ringrazio tutti per la vostra presenza, a quasi 80 persone, in una cerimonia che viene fatta senza poter invitare tutti come si era abituati una volta, e siamo anche orgogliosi e onorati di essere tra le poche realtà a livello nazionale che in Italia si ricordano oggi, l'8 agosto, dei caduti di Marcinelle e di tutti i cantieri del mondo. Intanto buongiorno a tutti, solo un pensiero dopo aver riflettuto tanto sull'aspetto civile di queste vicende, di queste tragedie, che significa anche l'attesa di una nuova etica civile che faccia perno sulla giustizia, sul senso di responsabilità delle comunità, delle istituzioni. Qualcosa è mancato, lo sappiamo, non soltanto per Natmark ma anche in tante altre circostanze. Però vorrei dire un pensiero diverso rispetto a questo. Dinanzi alle tragedie, quando una comunità rimane attonita, nel caso di Marcinelle, tante comunità, nel caso anche di Natmark e altre vicende analoghe, la domanda che spesso sorge è questa:
Ma che destino è questo? E non basta spiegarlo il fatto che si cercasse lavoro, che ci si sia dovuti muovere dal proprio paese per rasserenare il cuore, l'anima. La domanda è: perché accadono queste cose, al di là del problema della giustizia, dell'etica, dell'impegno delle istituzioni? C'è un mistero nel male e nel dolore che è difficile capire, io credo, se non alla luce o di un destino cieco e irresponsabile o al contrario della speranza cristiana nella risurrezione. Noi crediamo nella risurrezione e sappiamo che dal male può nascere un bene più grande, un po' come diceva il Manzoni: le cose non accadono solo per la sofferenza, solo per il buio, ma per una luce nuova. Allora questo è il senso anche di benedire un cero, di benedire un luogo dove si fa memoria insieme del dolore ma anche della speranza. Speranza che non soltanto cambino le relazioni a livello sociale, che chi di dovere renda più sicuro il lavoro, più, come dire, soddisfatte le attese delle famiglie, più sereno, più luminoso il destino dei giovani. Ecco, ma anche, io credo questo, una fede sincera, profonda, nel senso della vita, che deve spingerci a nuove relazioni di amicizia, di stima reciproca. Quando c'è un lutto questo accade, no? Ci si ricorda che occorre rapportarsi in modo diverso tra le persone, non basta soltanto lamentare quello che è accaduto, ma valorizzare la vita lì dov'è, valorizzare le relazioni lì dove sono, renderle migliori. Ecco, questo può essere un po' un impegno che assumiamo mentre proclamiamo la speranza nella risurrezione e mentre ricordiamo la sofferenza di tanti e il dolore di tanti, che in un certo senso continua ancora. Adesso i comuni presenti con la fascia e le famiglie si mettono qui, fanno un po' di corona. Ecco, prima di benedire il cero, che è un segno di speranza, la luce è segno di speranza, possiamo pregare, chi lo desidera, insieme un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Assisti il tuo popolo, Signore, e sostienilo con la forza del tuo Spirito, perché ogni generoso impegno al servizio dell'umanità abbia il suo compimento e il suo premio nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Amen. E la benedizione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su questo cielo, ma anche su tutti voi, e con voi rimanga sempre. Amen. Salutiamo il collegamento radio con un bel applauso per tutti noi che siamo in tutto il mondo e per tutti i caduti